Tu sei arrivata stamattina in Italia, com'è stato questo viaggio della speranza? Volevamo venire qua, che qua sta mia mamma che già da un mese sempre mi dice venite qua, che così portate almeno i bimbi che stanno qua, sta più tranquillo. E sempre non pensavamo che succede questo tutto che sta adesso in Ucraina. E poi anche mio figlio che non ce l'ha i documenti, ancora passaporto straniero. E siamo passati solo con certificato di nascita. E meno male che la Polonia fa passare tutti così. Tu hai un marito, un compagno? Ce l'ho, è rimasto là, in Ucraina. I mariti e uomini non fanno passare. E quindi adesso come riuscirai a stare in contatto con tuo marito? Col telefono, internet. Lei è stato uno dei 2 autisti che siete andati a recuperare questi profughi dall'Ucraina. Ci può raccontare che cosa avete trovato al vostro arrivo? Il nostro arrivo, quando siamo arrivati alle 3, siamo arrivati fino in fondo, però fin proprio al confine, dove praticamente arrivavano loro. Erano le 3 di mattina, era buio, non abbiamo visto niente. Lì c'è stata la pattuglia della polizia che ci ha detto di tornare indietro, di non star lì, di tornare indietro, che non era il caso di star lì. E siamo tornati indietro però solo di 500 metri, dentro tipo su un scalo merci, c'erano delle rotaie. E dopo circa mezz'ora è iniziato ad arrivare gente. Difatti quel bambino piccolo lì è arrivato tra i primi, lui e la mamma arrivati tra i primi, arrivavano a piedi lungo ste rotaie. Io fino alle 5 alle 6 non mi sono reso conto di dove eravamo, perché prima era buio, poi è arrivata un po' la luce, ha iniziato a nevicare. Quando ha iniziato a nevicare è sospeso un po' di venire gente, perché si vede che si fermavano prima, si riparavano da qualche parte. Alle 6 e mezza ha smesso di nevicare e ha riniziato a arrivare gente. E siccome la Elena, questa ragazza che è venuta su con noi, lei andava oltre confine, tornava, a volte tornava con delle macchine, non è che ho capito un po' dopo cosa facevano, cioè questi qua andavano a recuperarli e tornavano. E allora gli sono andato indietro anch'io, però io sono arrivato fino al confine e là al confine ho visto proprio una roba indescrivibile, cioè dentro nella stazione erano accatastati uno sopra l'altro, fuori, sotto sui tunnel della stazione, le scalette che portano ai binari, tutto pieno. Addirittura fuori al freddo, e fortunatamente non era neanche freddo, perché quelle zone lì potrebbero essere anche più fredde. Noi eravamo a -2, -3, -1 alla mattina, quindi non proprio freddissimo considerando il posto. Addirittura 2 bambini dentro in carrelli della spesa, 2 bambini dentro, fuori al freddo. 10 bambini ho contato su uno sdraio di quelli lì da spiaggia. E poi dietro la stazione, quando sono andato dietro a vedere da dove arrivavano, cataste di vestiti messi là per terra dai polacchi che li portavano così per offrirli là sotto la pioggia, l'umido, la neve che scendeva, bagnati con bottiglie di acqua, roba da mangiare. Loro arrivavano, si prendevano qualcosa e via, perché se vedete anche qua sul pullman non abbiamo tanti bagagli, loro arrivavano con quello che avevano addosso, sì. Non è che avessero il trolley o che c'è qualcosina di qualcuno che è arrivato in macchina, sì, ma c'è pochissima roba. Abbiamo visto che avete trasportato praticamente donne e bambini. Solo donne e bambini. C'era qualche padre che comunque era presente per salutarli prima di tornare indietro, ci può raccontare? Sì, padri che portavano anche il marito di questa signora qui col giubbotto rosa qui. Sarà rimasto lì prima della porta posteriore del pullman, se vedete ha disegnato un cuore, perché il bambino era seduto all'interno e avrà baciato il vetro penso 50 volte. Cioè, era una roba straziante proprio, vedere, perché poi lui è ritornato indietro, ha preso la macchina, è ritornato indietro, e tanti altri così. Sì, no, è un'esperienza devastante, psicologicamente è devastante. Avete in programma di fare altri viaggi per recuperare altre persone? Come vi state organizzando? Noi ci stiamo organizzando per ripartire già domani sera. In teoria partiamo già domani sera, perché la Elena praticamente avrebbe già altri 2 viaggi pullman pieni. Quindi in teoria domani sera partiamo e poi non so se si incastrano tutte le cose domani sera e poi ripartire sabato sera, perché lei avrebbe insomma organizzato queste persone insomma che ci aspettano, perché già abbiamo delle persone che ci hanno chiamato stanotte che sono già arrivate a Brno. Quello che è assurdo è come ad esempio quelli che erano a Cracovia, noi potevamo averli caricati a Cracovia
che almeno li tenevamo in pullman al caldo, venivano fin dentro con noi e poi tornavano indietro. Niente, preferivano star lì piuttosto di tornare indietro, quasi la paura di dover tornare indietro. E sono rimasti lì finché noi siamo andati fin là e siamo tornati indietro. Ore, e sono rimasti là in stazione e ci hanno aspettato al ritorno.